Un incidente fortunatamente non grave, ma tale da doversi recare al pronto soccorso. Così, per la signora Anna, è iniziata una vera odissea. È accaduto nell'ospedale di Castelfranco. Mi sono recata al pronto soccorso di Castelfranco e da mezzogiorno e mezzo che sono arrivata, praticamente all'1:30 avevo già fatto i raggi con il referto in mano e tutto. Però dall'1:30 a quando il medico mi ha dimesso dal pronto soccorso, sono passate diverse ore, ma diverse ore non vuol dire un paio d'ore, vuol dire che mi hanno dimesso alle 8:30 di sera. 9 ore in attesa, non quindi per poter ricevere le cure, ma per ottenere la firma del medico e poter andare via. Così la signora Anna, che ci spiega una situazione che si ripete sempre in questo pronto soccorso, ha preso il telefono ed ha chiamato, lo dico ad antenna. La cosa che mi ha dato più fastidio è proprio stata questa, che c'erano persone anziane che stavano male, c'era un ragazzo con delle coliche renali, un signore che si era tagliato una gamba e siamo stati tutti là, cioè non c'è un modo per accelerare. Un solo medico, dice la signora, che probabilmente non riesce a stare dietro alle tante persone che ogni giorno transitano nel pronto soccorso castellano. Tutto il personale infermieristico tiene a precisare davvero gentile, ma l'attesa è snervante. A volte non ci sono nemmeno le sedie per potersi sedere. Non è una cosa accaduta una sola volta. Ieri che un collega di mio marito si è fatto male, sono rimasti tutta una giornata in pronto soccorso per un taglio, cioè ci deve essere qualcosa che non va, cioè, se io da quello che ho capito c'è un medico solo in pronto soccorso, però voglio dire, è possibile che ci sia un medico soltanto, cioè ci deve essere qualcos'altro che non va.